Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Sentiamo allora le dichiarazioni del suo videomessaggio. Ben ritrovati telespettatori, grazie direttore di darmi questa piccola possibilità di entrare nelle abitazioni dei nostri telespettatori. Questa sera vorrei parlarvi chiaramente di quello che sta succedendo in questa emergenza Covid-19, chiamata ormai SARS-2 Covid-19. Quello che mi preme sottolineare sono due emergenze per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. Innanzitutto vorrei parlare di quelle truffe che si stanno mettendo in opera da parte di disgraziati, questo è l'unico termine che posso utilizzare. Uno è quella che entrano nelle vostre abitazioni con una scusa, vi suonano il campanello e vi chiedono del denaro o vi propongono di fare una disinfestazione da parte dell'ASL, e questo non è assolutamente vero. Nessuno viene nelle vostre case, nessuno vi deve suonare il campanello per chiedervi dei soldi, anche perché loro entrano con questa scusa, con una scusa banale, e l'altro magari vi ripulisce l'appartamento di quello che trova chiaramente nella vostra camera. Un'altra situazione che si sta verificando proprio in questi giorni è l'invio di alcune email da parte di una pseudo dottoressa, vi leggo il nome, è la dottoressa Penelope Marchetti, che firma questa email. Attenzione, non aprite nessuna email da parte di questa signora, di questi disgraziati che mandano un avviso per fare dei versamenti di soldi, o quantomeno vi parlano di questa situazione del Covid-19 perché praticamente vi entrano nei vostri dati e vi scaricano dei virus e accedono direttamente ai dati del vostro computer. Un'altra situazione che vi voglio dire velocemente è quella riguardante i moduli e delle famose autocertificazioni. Questo modulo non è obbligatorio che voi a casa lo stampiate, soprattutto per chi non ha la possibilità di stamparlo, perché nel momento non è un lascia passare, perché al momento del controllo vi viene chiesto da chi vi ferma, dalla forza di polizia che vi ferma, dove state andando, e in quel momento vi fanno sottoscrivere a vostra firma e a vostra responsabilità, pena l'ammenda dell'articolo 650 e quindi la denuncia penale. Vi fanno dare le vostre dichiarazioni di dove state andando. Questo perché alcuni mi chiedono: ma bisogna averlo dietro? Non è questione di averlo dietro, voi dovete andare solamente in determinati posti. Se andate in altri posti dove non è consentito, che voi l'abbiate o non l'abbiate, non ha senso, perché quello è il documento che autocertificate e che autocertifica la possibilità che avete di uscire, di andare in farmacia a fare la spesa, andare in banca. Poi quando siete andati in banca voi ne dovreste avere uno per tornare a casa, quindi sto tornando a casa. Quindi vedete che è assurdo che voi teniate in macchina una copia di questo certificato. Lasciate fare agli operatori, perché non tutti poi hanno la possibilità di stamparlo. Se voi lo stampate e lo date, comunque noi controlliamo quello che state dicendo, quindi attenzione. Io voglio fare un plauso ancora, come ho fatto lunedì scorso, agli operatori della sanità che sono in prima linea, che stanno lottando, che sono a contatto con i veri ammalati di questo maledetto virus, e quindi un plauso va loro, un plauso grandissimo agli operatori di tutto il comparto sicurezza. Ieri è arrivata una nota da parte del nostro questore, il dottor Marco Dorisio, è arrivata una nota in cui ringrazia tutti gli uomini della Polizia di Stato, uomini e donne che stanno in prima linea, che stanno a contatto e che cercano di gestire e controllare al meglio questo nostro territorio. Quindi date una mano anche a chi sta facendo questo
questo lavoro di controllo. Gli operatori chiaramente stanno ricevendo tutte le dotazioni di protezione di cui hanno bisogno. Il Dipartimento proprio questo pomeriggio ci ha fatto pervenire una nota dicendo che oltre alle 75.000 mascherine, anzi mascherine protettive, le FFP2 e P3, altre 25.000 ci saranno consegnate in questi giorni, 20.000 saranno le mascherine e 760 i paia di guanti di cui verremo dotati. Un plauso fortissimo va, ripeto, ai medici e alla sanità, senza dimenticare quello che ho visto passare sui giorni scorsi sui social, un plauso anche a quei ragazzi e ragazze che lavorano nei supermercati, perché guardate, stanno lottando con la gente perché la gente è maleducata. Se c'è scritto che dovete stare con i vostri carrelli a una distanza di 1 metro, state a una distanza di 1 metro. Se c'è scritto entrare uno alla volta, entrate uno alla volta. Quindi voglio dire, non dobbiamo litigare, discutere in questo momento. Dobbiamo essere così, dicono tutti, dobbiamo essere uniti, dobbiamo volerci bene, vogliamo vincere questa battaglia. Beh, è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, non dobbiamo certo metterci a litigare al supermercato perché siamo a 35 centimetri anziché stare a 1 metro. Chi è dall'altra parte è un operatore che lavora, anche loro lavorano ore su ore per darvi la possibilità a voi di portare a casa la vostra spesa. Quindi rispetto anche per quelle persone, mi raccomando, e rispetto e un saluto va al comparto sicurezza, alla nostra direzione sanitaria che sta lavorando veramente bene, al Dipartimento che finalmente ha capito una cosa, che forse servono più agenti, perché ho sentito anche dire che c'è l'arruolamento di altri 4.000 agenti. Purtroppo questa vorrei capirla un po' meglio per dirvela e per criticarla, perché non è facile prendere 4.000 agenti e metterli lì, perché 4.000 agenti, se venissero presi anche da quelli esclusi al concorso, perché avevano avuto una valutazione più bassa, devono poi andare a fare un concorso, devono poi andare a fare un corso e quindi messi nel territorio passerebbe sicuramente molto più tempo di quello, mi auguro, che sia la fine di questa maledetta situazione socio-sanitaria, ma soprattutto economica. Vi ringrazio, grazie direttore, grazie telespettatori e ci vedremo sicuramente, mi auguro presto, direttamente dagli studi. Grazie e buona serata a voi. Durante il fine settimana sono state diverse le persone denunciate in quanto sprovviste di adeguate giustificazioni per il loro spostamento, sia nelle città di Udine che in provincia. Diverse persone inoltre si trovavano a spasso nei parchi pubblici e nelle aree verdi cittadine. Molti quindi controlli effettuati dai carabinieri, soprattutto nella giornata di domenica. Un agente è stato addirittura aggredito.